Mi chiamo Alessandro Caberlon, ho 41 anni, sono nato e cresciuto a Ficarolo, nell'Alto Polesine, dove ho ricoperto il ruolo di consigliere comunale prima e assessore poi per Alleanza Nazionale dal 2001 al 2011. Lavoro come formatore qui a Rovigo in un centro di formazione professionale. La mia formazione politica nasce con il Movimento Sociale prima, con Alleanza Nazionale poi. Non ho aderito al PDL, salvo poi tornare con Fini quando ho deciso di uscire e di abbandonare Berlusconi. Con Futura Libertà, partito nel quale oggi mi trovo candidato alla Camera nel collegio Veneto 1 alla 10ª posizione. Se fossi eletto per il Polesine, cosa mi batterei? Vorrei che i polesani ricominciassero a girare a testa alta, orgogliosi del loro territorio, pieno di risorse, e penso al Delta, e penso all'agricoltura, al distretto della giostra, alla pesca, tutte piccole cose che andrebbero valorizzate per ritornare ad essere il Polesine di un tempo. Siamo ancora fermi al 51, mi piacerebbe mettere da parte l'alluvione e andare avanti. Di cosa ha bisogno l'Italia e soprattutto gli italiani? Hanno bisogno di regole certe e soprattutto della certezza che queste regole vengano rispettate, quindi maggiori controlli e pene più certe e sicure. Una importante riforma della scuola e del lavoro, fare in maniera che la formazione venga finalizzata alla tipologia del lavoro, un maggior rispetto da parte degli stati esteri, siamo ancora considerati purtroppo il paese di Pulcinella, e fosse possibile aiuti ai familiari che hanno in casa persone bisognose e disagi sociali. Nel caso dovessi essere eletto non mi sento di fare nessun tipo di promessa. Gli italiani sono stanchi di promesse che puntualmente non vengono mantenute. Cercherei di fare sicuramente il massimo per aiutare le classi più deboli.